una domanda che un intervento, anche perché parlo sempre, quindi ormai sarete anche stufi di sentirmi. Una delle cose che abbiamo scritto è quello di dire liberi da condizionamenti ma forti delle idee, dei valori, dei programmi. Questo è uno degli slogan che abbiamo usato anche all'interno degli editoriali. Spesso però questo secondo me parte dalla volontà di ognuno di noi, cioè quello che alle volte mi sembra manchi non è solo la capacità interna al partito di accettare anche il conflitto, di accettare il confronto, di farne diventare una cosa, una virtù più che un aspetto negativo, e una capacità di accettare e di valorizzare le persone competenti, brave, che sanno mettersi in gioco e che sanno ascoltare, ma è anche un po' forse una non capacità alle volte di selezionare quelle persone che hanno il reale obiettivo di fare politica e che queste persone lo trasmettono all'esterno. Mi spiego meglio. Se io decido di fare politica non lo decido perché voglio un posto di lavoro, lo decido perché ho una grande forza interiore che poi mi permette di andare oltre a tutte quelle che sono delle beghe interne, che mi permette di dire quello che ha detto Valentina: no, noi stiamo qua, non importa quello che ci dicono, non importa quello che ci fanno, non importa come ci etichettano, noi ci stiamo. Però è proprio il dire: no, io lo faccio perché voglio portare avanti un progetto, voglio portare avanti quello che spesso sentiamo parlare come parola un po' alle volte vuota, però il bene comune. Allora, uno dei principi che secondo me dovrebbe essere portato avanti, ma sulle quali fare una rete forse più forte, perché se posso fare anche un mea culpa alle volte, è il fatto che manca forse questa capacità di fare rete. Cioè io sento tante persone che parlano questo linguaggio, che dicono: no, noi ci crediamo nel PD, no, noi crediamo che quel progetto sia la scommessa dell'alternativa, però poi quando c'è la necessità di esporsi e di mettersi in rete la cosa un po' cade, e questo è un elemento di debolezza. E l'altro elemento di debolezza è proprio il fatto che comunque quando fai la selezione devi avere la sicurezza che la persona che hai messo lì, soprattutto se è un dirigente o un rappresentante delle istituzioni, per ridare fiducia alle istituzioni, debba farlo perché ha un obiettivo più lungo del suo obiettivo. Non è facile capirlo, però a parere mio vorrei un parere da parte tua. E come possiamo, provare a promuovere di più questo aspetto, che è spesso anche un aspetto che i cittadini ci dicono manca, cioè siete politici di professione, ci guadagnate. No, noi non lo facciamo per professione, lo facciamo perché ci crediamo e perché crediamo che una delle cose fondamentali della vita quotidiana di tutti i giorni sia l'impegno civile e sociale. Se io non riesco a impegnarmi socialmente e civilmente mi sento che mi manca qualcosa. E quindi voglio farlo, ma per qualcosa che va un po' al di là di me stessa. Guarda, darò una risposta brevissima perché mi rendo conto che ho parlato troppo e voglio ascoltare davvero voi, però questo è il punto, cioè il punto è che se si fosse capito per tempo, e non era difficile capirlo, che cos'è che provoca il disamore delle persone nei confronti di questa politica, e cioè il fatto che è diventata una professione di persone che non hanno avuto la possibilità di fare altro, che hanno perso i concorsi pubblici, che non sono entrati nelle università, che non hanno potuto fare l'avvocato, e quindi hanno ripiegato cercando uno stipendio, un posto fisso e cercando anche un reddito qualche volta alto nella politica. Quanti consiglieri, professionali, provinciali, cioè quanti redditi dà la politica, no? Ecco, questo è il problema. Io penso che si sarebbe evitata l'esplosione del grillismo, per esempio, se solo si fosse detto: ok, guardate, facciamo 3 cose semplici: non candidiamo nessuno che sia inquisito, mettiamo un limite di 3 mandati. 3 sono tanti, 3 sono tanti. 3 sono tanti, però Livia Turco, che è una persona che io amo e stimo enormemente, ne ha fatti 8. E 8 sono troppi. 8 sono troppi. Cioè tu non puoi a vita fare quella cosa lì, perché è chiaro che poi ti stacchi. Allora bastava dire 3 cose, bastava dire: chi ha un procedimento giudiziario in corso non può fare politica. È semplice, giusto, no? È semplice. Cioè io capisco che siano contrari perché ce l'hanno in tanti un procedimento giudiziario politico, però io non ce l'ho, per esempio, e siccome come me tanta gente non ce l'ha, e credo che la maggioranza degli italiani non sia, diciamo, sotto processo,
penso che la maggioranza, sarà un'ingenuità, forse mi illudo, però io penso che dei 56 milioni che siamo ce ne siano tipo 6 milioni sotto processo e 50 no. Allora la paura di essere esclusi dal gioco dal ciclo dei virtuosi è di una ridicola minoranza. La maggioranza degli italiani non è inquisita, quindi che si faccia avanti. Secondo, devi avere un altro lavoro, non può essere quella la tua fonte di reddito, perché altrimenti diventi corruttibile, diventi comprabile, cioè quando Berlusconi faceva la compravendita dei voti in Parlamento e si comprava le votazioni in aula e andava dalla gente dicendo ti estingo il mutuo, ti assumo tuo figlio, cioè se tu non hai un'autonomia economica e pensi che poi non ti ricandideranno, hai bisogno di stare con chi ti ricandiderà, perché quella è la tua unica fonte di reddito. Come fai? Di cosa campi? Allora bisognerebbe che facesse politica chi sa fare anche un'altra cosa, nel senso chi eventualmente anche solo in via teorica potrebbe non vivere di quello economicamente, dico, perché il ricatto economico è micidiale. Quindi primo, non devi essere inquisito, secondo, devi avere un lavoro, sono cose, vedete, semplici, no? Non devi essere sotto processo, devi avere un lavoro e dopo un po' devi lasciare lo spazio a qualcun altro. 3 cose. Ma se si fosse fatto questo, non dico 10 anni fa, dico 4 anni fa, ma lo spettacolo che abbiamo sotto gli occhi non ci sarebbe mica. Però non si è voluto fare. Come mai? Domandiamocelo. Come mai? Andate a vedere, andate sul web e andate a vedere gli attuali parlamentari quanti mandati hanno fatto, i leader quanti mandati hanno fatto. Abbiamo fatto la battaglia perché Formigoni non si ricandidasse per la 3ª volta, ma poi abbiamo dovuto smettere perché Errani si è ricandidato per la 3ª volta. Cioè, allora come fai a metterti nella condizione di ma poi perché ti devi ricandidare per la 3ª volta? Non è che la tua identità consiste nel ruolo che svolgi, tu sei Errani anche se non fai quel mestiere lì. Io sono Concita Di Gregorio anche se non faccio il direttore dell'Unità o di Pinco Pallo, sono sempre la stessa persona. Cioè non è il ruolo che fa non so come spiegarlo, è una cosa semplice, intuitiva. Non è il posto che occupi che costituisce chi sei, è chi sei che fa il posto che occupi. Mi spiego? È il contrario. Allora, che bisogno hai di stare in perpetuo in quel posto? Se tu sei una persona che vale, ma vale dappertutto. Qualunque cosa tu faccia, dovunque tu sia, non hai bisogno di incatenarti al posto dove sei. Quindi qual è il problema nel dire facciamo 3 mandati? Io non lo vedo. E chi lo vede perché non ha un'alternativa. Allora però se la preoccupazione deve essere quella di dare un posto di lavoro ai politici, in un mondo dove chi ha meno di 35 anni un posto di lavoro non ce l'ha, ma come si fa a pensare che la gente li voglia sostenere? Ma li mandano a quel paese e hanno ragione. Cioè se vivessimo, capito, nel mondo dell'opulenza dove tutti, ma viviamo in un mondo dove per almeno 6 mesi e tu devi vivere con i contratti a termine a 6 mesi, per cui non puoi fare i figli, se sei una donna non puoi fare un mutuo perché non ti danno i soldi le banche, non puoi fare niente fino a 45 anni se non ti mantengono i tuoi genitori o spesso i tuoi nonni, e poi dovresti assecondare una situazione in cui Fassino, se non faceva il sindaco di Torino, poverino, non sapeva cosa fare, ma anche niente, voglio dire, con tutto il rispetto, ha fatto bene, è stato bravo, è stato un grandissimo dirigente del partito, chapeau, fenomenale, ma possibile che non ci sia uno di meno di 65 anni al 12° mandato per fare quella cosa lì? Ma ci sarà qualcuno non c'è bisogno di conoscere Pizzarotti o quello di Mira, che non so come si chiama, per capire che anche una persona di 30 anni o di 35 se il problema deve essere che gli si toglie la cadrega, come si dice a Milano, da sotto il sedere, ma pazienza, tanto ormai la pensione ce l'hanno assicurata,
sul lastrico non finisce più nessuno. Scusate se lo dico brutalmente, ma è così. Io ho gente, io ho lavorato all'unità e ho dovuto mandare via gente, ma non di 20 anni, di 38-40, che aveva i contratti a tempo determinato e non si potevano rinnovare perché non si potevano rinnovare. Ma a 40 anni, quando mia madre aveva 40 anni, io ne avevo 20. Cioè, a 40 anni non sei un giovane che deve entrare nel mondo del lavoro, sei una persona di mezza età. E se non c'è una sicurezza lavorativa, cioè se tu sei ancora lì che bussi e nessuno ti apre, perché ci sono quelli di 70 che non se ne vanno, ragazzi, noi abbiamo fatto sul giornale la campagna perché i professori universitari andassero in pensione a 65 anni, è successa la fine del mondo. No, le competenze, ma quali competenze? A 65 anni, se sei competente, ti faranno un contratto di consulenza. Se non vali niente, ti sei fatto fare le pubblicazioni dai tuoi assistenti come fanno tutti i baroni universitari, lascia il posto ai tuoi assistenti, no? Fai campare anche loro. Cioè, è una cosa semplice, ma non dobbiamo fare queste battaglie qui. Allora, queste battaglie che sono le battaglie di civiltà delle nostre famiglie, dei nostri figli, il partito non le fa e sbaglia. E se si dice, non lo si dice per attaccare, lo si dice per aiutare a capire che questo è l'errore e che se persiste nell'errore la prossima volta, invece che la metà, gli elettori saranno un terzo, e la prossima volta il fenomeno Grillo, come dicono i giornali, sarà una roba che non si controlla più. E tra l'altro quelli poi non lo sanno neanche fare quel mestiere lì. Oltretutto bisognerebbe anche stare attenti a dove si va a finire, perché io non vorrei passare, diciamo, da uno chansonnier da crociera, barzellettiere, a un altro comico, cioè a un certo punto arriverà anche qualcuno che sa fare la politica di governo, no? Perché ci sarà. O deve essere tipo, non so, Montezemolo, l'uomo della provvidenza, perché io anche lì quando sento dire il nuovo Luca Clotario di Montezemolo, cioè, insomma, un po' mi viene da ridere, con rispetto, ma quello è, cioè, diciamo, la Fiat, l'erede naturale dell'avvocato non è che può essere nel 2012 il nuovo in politica, scusatemi, sarà anche bravo, ma non è quello di cui abbiamo bisogno, mi pare, no? Poi ormai basta che siano onesti, però anche lì, siamo proprio sicuri? Cioè la Fiat è un'azienda modello che ha vissuto in Italia facendo la fortuna degli italiani, oppure forse ha vissuto assistita dalle provvidenze dello Stato, e quando le provvidenze dello Stato sono finite ha chiuso tutte le fabbriche, arrivederci, grazie, se ne andata a produrre in Polonia. Cioè, diciamolo, no? Non è che siano i salvatori della patria, gli imprenditori torinesi, insomma, hanno abbastanza fatto il loro interesse e hanno anche abbastanza, cioè il referendum di Pomigliano e di Mirafiori è stato un ricatto tecnico, e che questo non lo dice nessuno, ma io non ho sentito il Partito Democratico dire quello è un ricatto, ma quello è un ricatto, perché se tu alla gente gli dici o accetti queste condizioni o te ne vai perché tanto c'è qualcun altro, quello è un ricatto. Vabbè, queste cose qua.